Castellini, è una domanda secca. O sì o no? Balotelli è italiano? Non sono bastati i cori razzisti durante Verona-Brescia partiti dalla curva giallo-blu contro Mario Balotelli. Intervistato da Radio Caffè, Luca Castellini, capo ultra del Verona e coordinatore di Forza Nuova per il Nord Italia, ha rincarato affermando che Balotelli non sarà mai del tutto italiano e che i cori razzisti se li sarebbe inventati lo stesso calciatore di colore. Che ha l'ultra udito? Balotelli li ha sentiti nella sua testa, perché lui, ti spiego, Balotelli è un giocatore finito, noi ce l'abbiamo anche noi un negro che ha segnato ieri e tutta Verona gli ha battuto le mani. All'intervistatore che gli rimarcava l'uso del termine negro ha risposto provocatoriamente: mi viene a prendere la commissione Segre perché io chiamo uno negro? No, non lo so, non lo so. Non vengono a suonarmi il campanello. Ascoltami, la commissione Segre mi viene a suonare il campanello. Non lo so, perché dico negro. Laconico il commento raccolto dai media a Roma della senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah. Ma ancora guardano i colori delle persone? Mario Balotelli affida a Instagram il suo nuovo sfogo, parlando di piccoli esseri ignoranti. Però quando Mario faceva gol per l'Italia vi stava bene, vero? Aggiunge. I cori razzisti e quindi le parole di Castellini hanno suscitato profonda indignazione sia nel mondo sportivo, con Damiano Tommasi e Arrigo Sacchi, che politico, dal sottosegretario all'editoria Andrea Martella al senatore di Leo Pietro Grasso, fino al ministro dello sport Vincenzo Spadafora, che si rivolge direttamente al primo cittadino della città scaligera Federico Sboarina. Chiedo al sindaco di Verona, che ha negato che ci siano stati cori razzisti e incolpato il giocatore Balotelli di aver avviato una gogna mediatica contro la città, di rivedere i filmati e prendere le distanze da quei cori.